oggi un'interessante assemblea sindacale dove sono emersi interessanti spunti. Ci faccia un riepilogo gentilmente. Sì, oggi è stata un'importantissima riunione perché abbiamo aperto qui in Sicilia la prima riunione regionale che poi estenderemo sui territori, perché ci sono dei processi riformatori in atto che riguardano sia il contratto nazionale di lavoro che anche l'ordinamento del personale. Su questa logica qui abbiamo lavorato durante l'assemblea in maniera intensa e determinata affinché potessero uscire delle rivendicazioni che poi porteremo chiaramente al tavolo di trattativa. La cosa positiva è che abbiamo chiuso il contratto 2022-2024 e già nella legge di bilancio 2025 sono già postate le risorse per quanto riguarda il rinnovo del contratto 2025-2027 che a breve ci appresteremo a diciamo, modificare. L'altro aspetto molto positivo è che abbiamo chiaramente le risorse necessarie per la modifica dell'ordinamento e quindi la legge delega sull'ordinamento del personale. Questo garantirà certamente una condizione migliore, diciamo, per tutti i colleghi, che dovremo tradurre sempre con l'obiettivo di migliorare in qualche maniera la sfera del soccorso, perché avrà una ricaduta favorevole sulla sfera del soccorso, chiaramente che garantirà certamente un servizio migliore nei confronti della cittadinanza. L'ultimo aspetto, e non per ordine di importanza, è quello che oggi anche qui è stato un momento glorioso, molto bello, perché dai dati che abbiamo ricevuto dal MEF, quindi dai dati ufficiali, abbiamo raggiunto la rappresentatività per il triennio successivo sia per quanto riguarda l'area del personale che per i dirigenti direttivi. E per questo va un ringraziamento a tutti i quadri, chiaramente della Sicilia in primis e a tutta Italia, per aver consentito il raggiungimento di questo importante obiettivo che ci garantirà chiaramente le prerogative sindacali e soprattutto ci garantirà la possibilità di partecipare non solo come firmatari di contratto ma anche attraverso l'istituto nuovo della rappresentatività, di poter partecipare alla contrattazione e alla concertazione, che sono i momenti determinanti dove si sviluppano chiaramente le condivisioni al tavolino per portare miglioramenti al corpo. C'è una carenza cronica di personale, ecco, regionalmente, ma anche ad Agrigento ci risulta che spesso siamo stati testimoni di varie manifestazioni perché proprio si auspica un aumento di organico. Su questo proprio ieri, alla presenza del sottosegretario onorevole Emanuele Prisco, che sta diciamo molto vicino alla categoria, onorevole di Fratelli d'Italia, abbiamo preso l'impegno di fare una riunione specifica per quanto riguarda la rimodulazione dell'organico e i vari potenziamenti che sono in itineri. Noi avremo un periodo da qui fino ai primi mesi dell'anno prossimo di assunzioni che copriranno sia il turnover ma di assunzioni innovative, cercando chiaramente di porre rimedio a quelle che chiaramente sono le carenze d'organico attraverso una rimodulazione più appropriata dell'organico. Ci sarà anche un miglioramento nei mezzi di soccorso? Certamente sì, c'è anche l'iniziativa per quanto riguarda il potenziamento della flotta sia aerea che sia quella terrestre. In più ci sono state anche gli acquisti di 7.000 e 7.500 mezzi tra ibridi ed elettrici, però siccome la cosa più importante sono i mezzi di soccorso, su questo aspetto c'è già una pianificazione in atto che garantirà in qualche maniera un... Parte da Agrigento grazie al segretario generale e ai segretari nazionali per dare uno slancio alla nostra categoria, alla nostra organizzazione sindacale che parte da Agrigento, non perché è la capitale della cultura ma perché è la capitale di chi crede al sindacato, quindi che lo fa con passione e con determinazione. Come ci siamo prefissati, ci saranno molti argomenti che oggi discuteremo per il rilancio del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Si parlerà di legge delega, quindi processi ordinamentali, si parlerà del contratto di lavoro già scaduto e che quindi lo andiamo a rivalutare di nuovo e quindi partirà un altro contratto di lavoro per il passaggio di tutte le risorse economiche che possono arrivare. E quindi le mobilità che hanno contraddistinto diciamo, il Corpo Nazionale e che quindi arriveranno, noi ce lo auguriamo, risorse in questo territorio, quindi in questo territorio che sia Agrigento, che sia tutta la regione Sicilia, per combattere e mettere in atto
tutte le emergenze, anche le emergenze che possono succedere, anche perché il mondo cambia e quindi noi andiamo dietro al mondo per avere più risorse e continuità. La Confesal oggi si dimostra una grande organizzazione sindacale dove diciamo, la cultura e quindi la possibilità di essere grandi all'interno del sindacato possa portare grandi risorse per il corpo nazionale.